Siamo con Antonio Gaglio al termine di questo bellissimo derby di Ognissanti tra Veneta Lava Braganze, Telea Medica San Rigo. Braganze che si è imposto 3-1 in un finale emozionante e bellissimo e a premiare un piano gara che questa volta ha dato ragione alla vostra impostazione. Giusto Antonio Gaglio, il secondo allenatore dell'Hockey Braganza? Sì, grazie Fausto, finalmente siamo riusciti a ottenere un risultato che cercavamo, merito dei ragazzi che è una settimana che lavorano a pieno per portare a casa il risultato di stasera, emozione per tutti, grande emozione e un punto di partenza per noi. Il punto di partenza per andare ad ottenere la salvezza. La salvezza passa da prestazioni come questa, con la convinzione che è stata mostrata questa sera. Esattamente, crediamo moltissimo in questi ragazzi perché sono ragazzi che durante la settimana si impegnano tantissimo. Purtroppo i risultati non arrivavano, ma stavamo pagando lo scotto e lo pagheremo ancora del salto di categoria. E A1 e A2 sono due livelli totalmente diversi. Noi dobbiamo lavorare molto per appianare questo scalino e fare il massimo per ogni partita. Ottimi contributi da Pietro Agostini, Silvio Costenaro, Andrea Della Valle. È importante che questi giocatori si facciano trovare pronti. È fondamentale, non importante. Per noi ogni cambio è un momento di aiuto, cioè ci serve tantissimo. Il loro gruppo, la loro forza, l'aver lavorato per anni assieme rendono il gruppo più squadra e noi vogliamo molto crescere assieme, quindi per noi sono un punto fondamentale per crescere. A proposito di aiuto, il tuo contributo è assolutamente importante e si sente. Antonio, le augurio di continuare così a sostenere questi ragazzi e di provare davvero a regalarci ancora serate come questa. Grazie Fausto, grazie mille a voi. Grazie.